Buongiorno da Sicilia 24, i titoli di questa edizione. L'ex presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè, deputato regionale di Forza Italia, è indagato per peculato, truffa e false attestazioni, coinvolto anche il suo autista. A Palermo l'ultimo saluto a Samuele Fuschi mentre proseguono le indagini sulla morte del motociclista. Sotto accusa un'enorme buca, le strade della città sembrano un colabrodo. A Scicli commozione, i versi di una poesia di Montale ai funerali di Giuseppe Ottaviani. Per l'uomo trovato morto in casa si continua ad indagare per omicidio. Le api rischiano l'estinzione per colpa di siccità, pesticidi e parassiti. Gli alveari si svuotano, ma questi insetti impollinatori sono essenziali per la vita dell'uomo. Fuga di cervelli e meno nascite, la Sicilia ha perso in 5 anni 94.000 abitanti, in controtendenza Ragusa e Catania, città attrattive per i giovani che studiano. Veleni e polemiche in vista della nomina del nuovo procuratore di Catania, contro ingerenze e condizionamenti della politica, le associazioni antimafia chiedono l'intervento di Mattarella. Calcio, il Palermo stasera al Barbera sfida il Venezia per la semifinale d'andata degli spareggi per la Serie A. In Serie C il Catania torna in campo domani contro l'Avellino nei quarti di finale dei play-off. Bentrovati. Nuovi guai per l'ex presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè, indagato dalla Procura di Palermo per peculato e per l'uso allegro dell'auto di servizio. Indagato anche il suo autista, intercettati tutti i suoi collaboratori nell'ambito di un'inchiesta che presto riguarderà anche l'uso dell'auto blu da parte di altri politici siciliani. Malio Viola. L'auto di servizio assegnata al presidente dell'Assemblea regionale è usata per scopi privati. L'autista mandato da Cefalù a Palermo a recuperare un iPad, a portare 2 teglie di pasta al forno oppure il gatto dal veterinario. E il tutto almeno 33 volte sotto gli occhi delle telecamere della Guardia di Finanza. Almeno tanti sono gli episodi contestati, anche se ce ne sono 76 nelle carte. Sono le accuse mosse dalla Procura all'ex presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè, deputato regionale di Forza Italia, oggi indagato per peculato, truffa e false attestazioni. Al politico è stata notificata la misura cautelare del divieto di dimora a Cefalù, sequestrati 2.138 euro, pari alla somma che l'ARS avrebbe speso per le sue richieste illegittime. A Miccichè inoltre i magistrati contestano di aver confermato false emissioni per il suo autista Maurizio Messina, dipendente dell'ARS, una truffa che avrebbe portato nelle tasche di Messina, anche lui indagato e col divieto di dimora a Palermo e Monreale, indennità per oltre 10.000 euro. Sotto intercettazione sono finiti anche i collaboratori di Miccichè, come il factotum Vito Scardina, assunto come collaboratore politico ma in realtà impegnato in altro, e i componenti della segreteria politica Ugo Zagarella, Silvia Saitta e l'amico Salvatore Serio. Miccichè avrebbe avuto una gestione arbitraria e personalistica dell'auto, scrive il GIP, e a chi gli faceva notare il rischio che questi comportamenti potessero configurare il peculato rispondeva con una frase in dialetto che stava ad attestare la certezza di assenza di controlli. L'inchiesta avrebbe avuto impulso dopo la vicenda dell'arresto dello chef Mariano Di Ferro, dal quale Miccichè ammise di aver avuto droga e però non lo indicò come spacciatore, bensì come un amico che gli faceva una cortesia. A luglio dello scorso anno la Finanza sequestrò documenti all'ARS e si apprese che c'era in corso un'indagine sull'auto blu. Nei mesi scorsi Miccichè aveva denunciato pubblicamente il ritrovamento di un localizzatore GPS sull'autovettura. Ora si apprende che l'inchiesta è più complessa di così e riguarda anche altri personaggi politici e il loro uso di mezzi di servizio. Sono stati celebrati questa mattina i funerali di Samuele Fuschi, il motociclista morto a Palermo nei giorni scorsi a causa probabilmente di una buca sull'asfalto, proprio nel capoluogo siciliano, e adesso emergenza buche. Marco Gullà. Una morte assurda, è quello che ripetono amici e parenti prima e dopo la celebrazione dei funerali di Samuele Fuschi, il motociclista morto a Palermo probabilmente a causa di una buca sull'asfalto. I figli e la moglie piangono ininterrottamente, il parroco che officia la messa prova a confortare la famiglia. Tu hai fatto quell'intervista che ti devi occupare delle sorelle, occupati anche della tua fede. E in quella fede devi sostenere sì la famiglia,
ma sostieni soprattutto te stesso. Intanto l'inchiesta della Procura di Palermo su cosa è successo in Viale Regione Siciliana prosegue. A Palermo è però allarme buche, un pericolo costante, soprattutto per chi va in moto. E quella che vedete alle mie spalle è una delle scene, delle cartoline di questa emergenza buche a Palermo, un contenitore proprio al centro della carreggiata per segnalare che c'è appunto una buca. Siamo in via Lincoln. Automobilisti che, come vediamo dalle immagini, devono aggirare il contenitore per proseguire la propria marcia. Turisti increduli, ma anche altre strade del capoluogo siciliano sono come la Groviera, una nuova emergenza da fronteggiare. E si sono celebrati stamattina anche i funerali di Giuseppe Ottaviano, l'uomo trovato morto in casa a Scicli. I carabinieri sono al lavoro per risalire alla persona o alle persone che lo hanno picchiato e ne hanno provocato la morte. Veronica Barbarino. Spesso il male di vivere ho incontrato. Con la poesia di Montale, il prete Ignazio Lachina, in una gremita chiesa di San Bartolomeo a Scicli, inizia l'omelia per le esequie di Giuseppe Ottaviano. Parla di angoscia e di disarmonia nella vita di Giuseppe e della sua ricerca di pace. La pace che la madre ha tanto pregato per il figlio in vita e che adesso purtroppo in modo barbaro ha trovato. All'uscita della chiesa tanta commozione, un grande applauso e gli amici della curva nord del Palermo. Restano adesso solo rabbia per ciò che è accaduto e tanta vicinanza alla famiglia, oltre alla speranza che gli inquirenti possano ricostruire in tempi brevi gli ultimi momenti di vita del quarantenne e soprattutto risalire alla persona che lo ha picchiato, provocandogli gravi lesioni che lo hanno portato alla morte. Un operaio di 50 anni impegnato nei lavori di manutenzione dei pali dell'illuminazione del comune di Giuliana, nel Palermitano, è finito in un burrone insieme al camion con la gru e il cestello. Soccorso al 118, adesso è in prognosi riservata. In corso a Casteldaccia gli accertamenti irripetibili degli investigatori nella zona dell'impianto di sollevamento liquami dove hanno perso la vita 5 operai. L'avvocato che assiste il superstite, Domenico Viola, le cui condizioni sono migliorate, ha chiesto che i consulenti accertino anche se vi sono stati sversamenti di liquidi o di altro genere provenienti dalla vicina azienda vinicola. Nell'inchiesta sono indagati il direttore dei lavori di AMAP, l'amministratore della TEC, la società che si era aggiudicata l'appalto dello Spurgo e il socio della Quadrifoglio Gruppo che aveva ottenuto il subappalto dei lavori. Palermo, insofferenti ai controlli, 2 ambulanti abusivi della Bucceria hanno aggredito e minacciato gli agenti della polizia municipale che gli hanno sequestrato ingenti quantità di merce. Oltre alle denunce penali sono scattate multe per 23.000 euro. Ricorre oggi la giornata mondiale delle api, iniziative, incontri e confronti per salvare uno degli insetti più utili del pianeta. Rischiano l'estinzione, senza di loro ci sarebbe poca vita. Tonino De Mano. Rischiano l'estinzione e per questo motivo vanno tutelate, salvaguardate e protette. Nella giornata mondiale delle api da Via Grande si leva alto il grido d'allarme in difesa di questi laboriosi insetti impollinatori fondamentali per molte specie coltivate in tutto il mondo. Senza le api, per intenderci, sarebbe a rischio la produzione di mele, noci, frutti di bosco, pomodori, caffè e cioccolato, per non contare dell'importanza legata agli equilibri della biodiversità. Cosa succede se per caso dovesse scomparire l'ape? Cito Albert Einstein che disse che in soli 4 anni dopo l'estinzione delle api la specie umana farebbe la stessa fine. Cambiamenti climatici, pesticidi, parassiti, insetti molesti e siccità stanno giocando un ruolo determinante, gli alveari si svuotano e non è un bel segnale. Il problema è serio perché le api rappresentano quell'anello fondamentale dell'equilibrio degli ecosistemi naturali senza il quale sparirebbe tutto. Abbiamo visto tanti bambini, la cultura parte dal basso. Qual è la frase da dire a un bambino sull'ape? Ce ne sono tante. Spesso noi chiediamo ma le api sono amiche o nemiche dell'uomo? I bambini devo dire che sono molto più attenti degli adulti e lo sanno, e sanno rispondere bene. Toccherà alle nuove generazioni cercare di invertire la rotta attraverso il rispetto per l'ambiente e per farlo bisogna investire molto sulla prevenzione e sull'informazione. Salvare le api significa anche salvare l'economia. A rischio solo a Zafferana ci sono almeno 300 aziende per un comparto in sofferenza che registra per il 5º anno consecutivo un crollo verticale della produzione di miele.
La Sicilia negli ultimi 5 anni ha perso 94.000 abitanti, fuga dei cervelli fra i più giovani, aree interne che si spopolano. In controtendenza c'è solo la provincia di Ragusa e quella di Catania, città attrattive per i ragazzi che studiano. Giusy Lazzaro. Lo spopolamento in Sicilia non riguarda solo le aree interne o montane. Non è una questione limitata. In tutte le province, dicono i dati Istat, in 5 anni si sono persi 94.000 abitanti. Al di là delle percentuali, in leggera controtendenza solo Ragusa e Catania. Per quanto riguarda le zone urbane, questo fattore di persistenza come fattore attrattivo per i giovani è piuttosto peculiare per la Sicilia. Quindi questo, diciamo, teoricamente mette la Sicilia e le zone urbane in una condizione meno sfavorevole rispetto al resto della penisola. Il dato generale parla di un calo dello 0,4% rispetto all'anno scorso. La maglia nera della crisi demografica aspetta Enna con meno quasi 8.000 abitanti. Lo spopolamento è qualcosa che appunto ci appartiene e ci apparterrà? Allora, qui si richiamano le politiche pubbliche che dovrebbero supportare appunto le famiglie e la natalità in senso generale. La creazione di infrastrutture che consenta alle donne di poter essere tranquille quando loro decidano appunto di avere un bambino. E per far fronte alla crisi, che è anche economica, dei piccoli comuni e delle aree montane, la Regione siciliana ha istituito un fondo per la montagna, finanziato con 20 milioni di euro. Risorse che puntano a migliorare le infrastrutture, la dispersione idrica, l'efficienza energetica e la viabilità e alla salvaguardia ambientale. Saranno sufficienti per ripopolare questi territori? Ansia, depressione, bullismo sono i fenomeni più diffusi tra i giovani fino ai 19 anni in Italia, con punte massime al sud e nelle isole. Ma sentiamo di che si tratta con Veronica Barbarino. Ansia e depressione i sintomi più diffusi. Oltre 700.000 ragazzi entro i 19 anni in Italia, con punte preoccupanti soprattutto al sud e nelle isole, che soffrono di un problema di salute mentale e tra loro il suicidio è la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali. Sono i dati resi noti dall'Unicef in occasione della settimana europea della salute mentale. Tra i fattori scatenanti l'esperienza del lockdown, le relazioni all'interno della famiglia e le trasformazioni sociali, dove predomina una logica individualista e il radicarsi di modelli di iperproduttività. La lettura dei dati Unicef riguardante la salute mentale dei nostri giovanissimi è una lettura poco rassicurante. Disegna un quadro di questi nostri giovanissimi, di bambini e adolescenti che si trovano ad attraversare momenti di grande difficoltà, che diventano veramente momenti di disagio mentale e di rischio alla salute. E allora quello che magari in conseguenza a questa analisi occorrerebbe mettere in azione è proprio la possibilità di interventi veloci ed immediati che impediscano ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie di sentirsi in qualche modo soli davanti a una necessità che tante volte è più grande di loro. Il malessere tra i giovani sfocia inoltre in fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, il 25% degli studenti delle scuole siciliane ha dichiarato di esserne stato vittima anche online. Lo smartphone infatti è il mezzo prediletto e molti non denunciano le vessazioni subite. È necessario far capire loro di non essere né deboli né soli. Stallo al Consiglio Superiore della Magistratura sulla nomina del nuovo procuratore di Catania. Il gioco delle correnti e presunte ingerenze della politica sono alla base. Le associazioni si mobilitano e chiedono l'intervento di Mattarella. Luca Ciliberti. La nomina del nuovo procuratore di Catania è in stallo. La quinta commissione al CSM non riesce a fare sintesi sul successore di Carmelo Zuccaro. I nomi in lizza circolano da settimane con un borsino in continua evoluzione. In poi ci sarebbero i procuratori aggiunti etnei Sebastiano Ardita, Ignazio Afonso e Francesco Puleio e poi il capo della procura di Potenza Francesco Curcio. Alla base dello stallo ci sarebbero la logica del solito gioco di spartizione delle correnti e i veti incrociati della politica, così come conformato da più fonti interne al CSM. Al Consiglio ci sono due componenti laici che seguono con interesse questa nomina, entrambi di Fratelli d'Italia. Uno di loro è Felice Giuffre, professore universitario a Catania, favorevole alla nomina di Ardita. Il magistrato infatti ha un trascorso giovanile con il Fronte della Gioventù e fu indicato come candidato a sindaco di Catania prima di Trantino.
Alla radice dell'ostilità però c'è soprattutto il ruolo di spicco in autonomia e indipendenza, fondata assieme ad altri 3 fuoriusciti dalla corrente di destra di magistratura indipendente, e lo stretto legame che Ardità con Nino Di Matteo, che non ha mai nascosto il suo feeling con il Movimento 5 Stelle. Da qui il presunto non gradimento di Ignazio La Russa. Così l'altro laico, Rosanna Natoli, avvocato di Paternò, sarebbe orientata su Ignazio Fonso, mentre il togato catanese Marco Bisogni spingerebbe per Francesco Puleio. Curcio invece sarebbe molto stimato dal procuratore antimafia Giovanni Melillo. Sullo stallo e sulle presunte ingerenze si mobilitano le associazioni che hanno organizzato un presidio di fronte al tribunale e chiedono l'intervento di Mattarella. Il principio costituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, sancito dall'articolo 104 della Costituzione. Non è tollerabile che esponenti politici o singoli partiti possano e vogliano intervenire sulle nomine del Consiglio Superiore della Magistratura. Il relatore della commissione del CSM interessata in settimana tornerà a chiedere il voto che è saltato giovedì scorso. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Si è svolta nell'Agrigentino tra Aragona e appunto Agrigento la pedalata della memoria in ricordo di tutte le vittime della mafia. È stato commemorato il giudice Rosario Livatino. La cerimonia si è svolta proprio nel luogo dell'agguato. Davide Sardo. Lo sport e i risvolti sociali protagonisti ad Aragona, in provincia di Agrigento, dove in ricordo delle vittime della mafia si è svolta la prima edizione della pedalata della memoria organizzata dall'associazione Mountain Bike Aragona. In particolare l'iniziativa ha inteso commemorare il beato giudice Rosario Livatino, assassinato da un comando della Stidda la mattina del 21 settembre del 1990. Dopo il raduno nei pressi del municipio e saluti istituzionali, gli sportivi e appassionati di mountain bike sono dilagati nella pedalata cicloturistica in direzione strada statale 640 verso il luogo dell'agguato al magistrato canicattinese. Dinanzi alla stele commemorativa del giudice sono state ricordate tutte le vittime della mafia ed è stata letta una poesia dedicata a Rosario Livatino. Senza legalità lo sport non ha da esistere. Essendo un catalizzatore sociale dove ruotano appunto tutti i ragazzi di qualsiasi età, è importante dare questi segnali. Perché a scuola se ne parla tantissimo di questo personaggio morto perché ha sconfitto la mafia in un certo qual senso. Diciamo che questa è la vera verità, che alla fine la mafia è sconfitta e il diritto, diciamo, la giustizia trionfa. È un messaggio che vogliamo soprattutto trasmettere ai più giovani perché la testimonianza di quest'uomo che ha pagato un prezzo così caro non si perda. La pedalata in memoria di Rosario Livatino si è conclusa con la piantumazione di un albero donato dal comune di Aragona. A 3 anni dalla morte di Franco Battiato, Acireale ha reso omaggio al grande autore che nella città acese si è formato e ha vissuto, con la messa arcaica e le canzoni mistiche nella basilica di San Sebastiano. In occasione dell'evento è stato annunciato che il palasport di Acireale sarà dedicato a Franco Battiato. Eva Spampinato. Alla rugiada che si posa sui fiori. La musica sacra di Franco Battiato è un capolavoro da riscoprire, un lavoro meno conosciuto rispetto alla produzione pop dell'autore, ma che è testimonianza dell'incessante ricerca intima e musicale del maestro. A 3 anni dalla scomparsa del visionario cantautore e compositore che ha segnato la musica, la poesia e l'arte in Italia, Acireale lo ricorda con la messa arcaica e le canzoni mistiche nella basilica di San Sebastiano. Il pianista acese Angelo Privitera, che per 36 anni ha condiviso il percorso umano e artistico di Franco Battiato, è stato protagonista della serata insieme con Fabio Cinti, il nuovo quartetto italiano e l'orchestra e il coro del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania. La messa arcaica, pubblicata 30 anni fa, fu l'ultimo concerto di Franco Battiato nel settembre 2017 al Teatro Antico di Catania. Assomiglio io che devo. Uno degli esempi più alti del legame che Battiato aveva con la spiritualità e i temi legati al sacro. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.
Adesso una pausa, poi parleremo di calcio e degli impegni dei play-off sia del Palermo che del Catania. A tra pochissimo. Eccoci al calcio, Palermo in campo stasera per l'andata della semifinale play-off contro Venezia. Ancora una volta Barbera tutto esaurito, il Palermo è a caccia del sogno Serie A. Marco Gullà. Ancora una volta il Barbera indosserà lo smoking, come in una serata di gala. Tutto esaurito per la partita di questa sera tra Palermo e Venezia, valevole per l'andata della semifinale playoff. Il Palermo c'è, è carico dopo la bella vittoria sulla Sampdoria, ma è già storia. Il presente dice che la formazione di Mignani stasera deve conseguire miglior risultato contro i Lagunari, che per un po' di minuti all'ultima giornata della regular season erano in Serie A, poi soffiata dal Como. Stasera partita già decisiva. Io credo che 2 giorni tra una partita e l'altra siano pochi perché devi recuperare le energie spese e perché devi preparare una partita. Noi abbiamo avuto solo 2 giorni, però questo è quello che ci è stato concesso e quello che ci prendiamo, quindi io non posso parlare per gli altri, non lo so come stanno gli altri, so solo che noi dobbiamo arrivare con ancora più entusiasmo di quanto ne avevamo con la partita con la Sampdoria. Mignani cambierà poco, in difesa out Ceccaroni, ma tornerà dopo la squalifica Nedelciaru. Graves confermato, così come Diachité e Liund a centrocampo. In avanti non dovrebbero esserci novità, con Brunori e Soleri a reggere il reparto offensivo e Insigne sulla scia dei trequartisti. Il Venezia ha qualità, carattere, ma soprattutto Poyampalo e Gitkayer in avanti. Fischio d'inizio alle 20:30. E adesso il Catania. Cresce l'attesa per l'andata della partita del secondo turno nazionale dei play-off di Serie C. Domani al Massimino arriva l'Avellino, sulla carta favorito. Stadio esaurito e rossazzurri che devono per forza vincere almeno una partita. Francesco Triolo. Forse è la squadra più ostica da affrontare l'Avellino e preparare una partita del genere di tale importanza e difficoltà non è certo facile in appena 2 giorni, ma questi sono i playoff e il Catania è pronto alle sfide più complicate. Gli Irpini sono l'unica squadra tra le prime 8 classificate del girone C a non essere stata battuta dai rossazzurri nel corso della stagione regolare. Entrambi i precedenti sono favorevoli agli uomini allenati a Pazienza, 2-0 al Massimino, 5-2 al Partenio. Fedele al 3-5-2, l'Avellino ha inoltre chiuso bene la stagione, perdendo 2 sole partite nelle ultime 13 e vincendone 7, con un'attenzione in più al bomber Patierno, capocannoniere del girone con 20 gol insieme a Murano. Insomma, per questo motivo, se questo periodo di sosta non ha arrugginito le ginocchia dei campani, l'Avellino è la squadra più ostica. La prevendita sta andando a buon ritmo, ieri è partita quella dedicata agli abbonati, dal pomeriggio quella libera, il Massimino dovrebbe essere ancora una volta sold out. Sul fronte squadra invece Zeoli deve verificare le condizioni di Monaco e quelle di Sturaro, che in questa fase potrebbe essere un valore aggiunto. Rispetto alla partita con l'Under 23 dell'Atalanta, il Catania stavolta ha l'obbligo comunque di vincere almeno una partita, perché peserà di più la posizione di classifica dell'Avellino. Quindi occorrerà un atteggiamento anche più propositivo, cercando magari quel pizzico di fortuna che fa andare la palla in rete, piuttosto che a sbattere contro un palo. E subito dopo il nostro telegiornale, spazio al calcio siciliano con anteprima corner, riflettori accesi su Palermo e Catania, impegnate rispettivamente, come abbiamo sentito, negli spareggi per la promozione in A e in B. Spazio anche al futuro Messina e stasera dalle 20:45 sempre su Telecolor la versione estesa di Corner, tutta dedicata al Catania. Mi fermo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.